Buon pomeriggio e buona domenica amici di Sportisti, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 10ª giornata del campionato di Serie C2 che vedrà affrontarsi Iato e Veco. Vediamo subito le due squadre schierarsi al centrocampo con Capitan Giangrande e Capitan Luigi Cintura, tanta esperienza per il numero 4, passato con tanti anni con mister De Santis. Giangrande invece ha una grande responsabilità oggi, ricordiamo infatti, anzi lo vedete anche nella nostra diretta, manca il portierone per Di Chizzi e questa è già subito una notizia sicuramente non favorevole per l'SD Iato, un po' di più forse per la Veco con un completo bianco-nero, non il classico giallo-rosso, ma anche quest'anno già l'ha fatto vedere in più occasioni con questa tenuta. Vediamo tra i giocatori più interessanti di entrambe le formazioni. Partiamo con i padroni di casa, perché sicuramente Davide Cottone è uno dei protagonisti, lo sarà sicuramente anche Giuseppe Ricotta, ma attenzione a Mimmo Prestigiacomo che di gol ne ha fatti tanti in carriera e sicuramente vorrà continuare anche quest'oggi. Dall'altra parte invece appare scontato il nome dell'attuale capocannoniere di questo girone, Antonio Pisani, un passato recente al Palermo Futsal Club, ora alla Veco, una grande stagione per lui. Poi bisogna tenere d'occhio sicuramente un giocatore molto forte fisicamente, sta parlando con il tecnico, si chiama D'Alessandro, lo vedete anche nella nostra diretta, è molto alto, un giocatore che fa del fisico sicuramente una delle sue doti migliori. Poi c'è anche Filippo che si schiera come centrale a completare questo quintetto. Poi vediamo con la maglia numero 10 Francesco Ganci, quindi Ganci, D'Alessandro, Pisani, Filippo, e tra i pali dovrebbe partire Maggio, che infatti va a schierarsi proprio lì. D'altra parte invece i padroni di casa si schierano con Cottone, poi vediamo Prestigiacomo con la maglia numero 11, Ricotta con la 9, Restivo capitano, anzi vice capitano, perché il capitano è proprio Giangrande. Dunque abbiamo detto tutto, abbiamo detto le formazioni, mancano però chiaramente le nostre statistiche che vi diremo durante la nostra diretta. Nel frattempo il signore Godino sta per fischiare e inizia con questo primo pallone la partita tra Iato e Veco. Ricotta prova subito a girarsi, Cottone, ecco Restivo, subito gioco molto frenetico e veloce per la squadra di casa. Intanto noi vi chiediamo scusa per la non presenza del nostro meraviglioso tabellino, purtroppo problemi tecnici non ci hanno permesso di poterlo mostrare, soltanto presente invece il risultato e il cronometro, poi in fase successiva lo inseriremo. Prestigiacomo, Ricotta, ottima palla, Restivo guarda il pallone, poi contrasta proprio con Pisani. Chissà che questo non possa essere un match di questa partita, perché Restivo è un giocatore che parte centrale, Pisani invece parte sull'esterno, però sappiamo che tende molto ad andare verso il centro del campo, di conseguenza quella posizione troverà sempre il vice capitano Restivo, anche tecnico della squadra, ricordiamo. Un duplice ruolo per lui, ma un giocatore come così tanta esperienza, insomma, lo può fare. Pisani, Filippo, palla di ritorno, sempre Pisani, c'è incontro Ganci, ma lui sceglie di tornare nuovamente da Filippo, poi da Alessandro, casca giù, tutto regolare, ma non per il direttore di gara, che fischia il fallo a Vincenzo Restivo. Chi dice di no è anche un po' contrariato per la scelta da parte del signor Godino di mandare il calcio di punizione alla formazione ospite, però è un contrasto abbastanza veemente tra i due. E dunque calcio di punizione con Giovanni Filippo sul punto di battuta. Entrambe le squadre vengono da una vittoria, in entrambi i casi 3-5 il risultato, e anche qui in entrambi i casi in trasferta. Veco contro il Giudecca, mentre invece Iato contro Gemini. Calcio di punizione in barriera, vediamo Cottone e Prestigiacomo, ma si aggiunge anche Ganci. D'Alessandro invece si stacca, si mette davanti a Giangrande, chissà che magari non possa dare fastidio, al momento non sembrerebbe ostruire la sua visuale, però magari per un tap-in. Schema Pisani anticipato da Ricotta, qui molto bene a capire, poi Filippo lascia a Maggio che va direttamente dalle parti del collega, però senza problematiche. Ricotta è uno sicuramente degli uomini più attesi di questa partita, tanta velocità e tecnica per il numero 9. Cottone, Ricotta, guarda la porta, rientra, salta Pisani, lo salta secco, poi cerca lo spazio per esplodere con il suo destro, Restivo, punta, poi Cottone, cerca uno spiraglio sui compagni. Ricotta, Prestigiacomo fa un grande lavoro da pivot. Sempre Cottone, cerca uno spazio, trova Ricotta, palla al secondo palo, questa era
veramente una grande palla da parte del giovanissimo Giuseppe Ricotta, che per poco non ne trovava Prestigiacomo al secondo palo, si era inserito, ma ottima la chiusura dell'Aveco, che in fase difensiva però non brilla. Ricordiamo infatti come la formazione del presidente Veniero si ritrovi al momento come la settima difesa migliore di questo campionato, non un dato entusiasmante, ma leggermente meglio con fase offensiva, con il quarto miglior attacco. Tanto recupera Filippo, contropiede, guarda la porta, Filippo sul sinistro, Giangrande, due tempi, fa un'ottima chiusura e poi si riparte velocità con Prestigiacomo che guarda Ricotta, non lo serve, sul sinistro, cerca di saltare Pisani, poi è anche sfortunato nel rimpallo. Dopo 3 minuti e 29 secondi, risultato sempre di 0-0, però non ci siamo annoiati. Poi Maggio va direttamente in rimessa laterale, ma concludiamo le nostre statistiche perché lo Iato al momento è il terzo miglior attacco di questo campionato con 44 gol fatti, però il dato più importante è sicuramente quello difensivo, in quanto soltanto 21 reti subite, risultando quindi la migliore di questo campionato, con una partita in meno, che ovvero questa. Quindi dei dati comunque abbastanza importanti. Intanto D'Alessandro con fisico, poi chiede subito scusa a Cottone, sa di avere commesso fallo, battono rapidamente, però il gioco è fermo, detto di gara vuole indicare lui stesso. Anzi, non è calcio di punizione, sembra calcio di punizione. Da qui effettivamente Alessandro ha anche chiesto scusa al suo avversario, però non è stato fischiato come un intervento irregolare, dunque si continua. Pisani, rimpallo su Ricotta, esterno da Alessandro, scivola, ed è la seconda volta che scivola. Ricotta, velocissimo, va sull'out di sinistra, si ferma, sterzata, Ricotta, guarda la porta, cerca i compagni, sbaglia, poi restivo, Pisani, nasconde il pallone, l'ex Palermo Futsal Club, riparte, Pisani, da Alessandro, e Giangrande, risponde presente, che parata del portiere, che oggi ricordiamo un grandissimo compito, anche complicato, quello di sostituire Perdichizzi, ma lo sta facendo benissimo, intanto restivo, Cottone, guarda la porta e calcia, Filippo allontana con la tibia, palla in rimessa laterale, ma dopo 5 minuti abbiamo avuto l'occasione più importante di questa partita ed è stata firmata al momento da D'Alessandro. Rimessa con Ricotta che si appoggia sul proprio capitano, adesso si prova il quinto, chissà che non sia stato uno degli schemi provati di allenamenti. Giangrande con la punta, e questa non era un'occasione brutta, l'aveva anche presa bene, però poi la palla ha deciso di andare un po' troppo oltre la porta, dunque nulla da fare. Continuiamo con le statistiche perché lo Iato al momento ha collezionato 19 punti in questo campionato, 11 per la Veco, dunque 8 in meno, quarto posto per lo Iato, settimo per la Veco. Restivo, Ricotta, sbaglia il tocco con Ganci, poi Ruleta, molto elegante, Ricotta, da tutti, Ricotta, secondo palo per Prestigiacomo, viene fermato benissimo la difesa, poi Pisani, gioco di suola, molto bene qui Pisani, la tiene, si ferma, sterzata, ancora Pisani, allarga il gioco, delle parti di Filippo che può rientrare sul sinistro, ma decide saggiamente di appoggiarsi dietro ad Alessandro. Gara subito molto movimentata. Ricotta sicuramente uno dei più attivi in questi primissimi minuti. La sua tecnica può essere una spina nel fianco della squadra ospite che sta un po' faticando sulla tecnica del giovane calciatore dello Iato. Intanto Cottone vede Restivo, lo serve, Restivo con la punta, si era inserito benissimo, però tanta sfortuna, forse anche un po' troppa potenza nella sua conclusione. Nel frattempo è rimasto giù invece Pisani, scontro con lo stesso Restivo. Il numero 8 sembrerebbe aver avuto la peggio, nel frattempo lo medica Domenico Caradonna, compagno alla Veco, ma anche compagno al Palermo Futsal Club, per loro un'esperienza in comune lo scorso anno. Adesso speriamo che sia tutto ok per l'attaccante numero 8, capocannoniere di questo giro. Ricordiamo un'annata meravigliosa, però ha perso un compagno di reparto come Nazareno Franco, passato invece al Pioffo. L'abbiamo commentato anche ieri per i più attenti, sempre sui canali di Sportisti, la gara tra Futsal Emiri e Pioffo, terminata con il risultato di 4-3, sempre valevole per il decima giornata del campionato di Serie C2, con un'incredibile vittoria degli Emiri contro un ottimo comunque Pioffo. Ricotta cerca il pallone a rimorchio, Restivo, Prestigiacomo buca l'intervento, poi cintura, Prestigiacomo, deviazione doppia e la palla entra comunque in rete ed è 1-0 per lo Iato, gol di Mimmo Prestigiacomo che dopo 7 minuti decide di sbloccare la gara facendo 1-0. Azione insistita con Restivo che poi è andato praticamente a fare l'attaccante,
Lui che di ruolo fa il centrale di difesa, lo vedete infatti anche abbastanza dietro, però sale tantissimo. Infatti lo dietro sicuramente la sua potenza è quella di salire con tutti gli uomini. Poi però i contropiedi si può concedere qualcosa, ma se la palla non si perde chiaramente può essere soltanto un grande valore aggiunto. Nel frattempo Capitan Cintura vuole fare recuperare tutto con Cottone che d'esperienza guadagna secondi, ma soprattutto guadagna un po' di fiato. Nel frattempo si gioca con il quinto, con Gian Grande che riceve la sfera. C'è largo Cottone, ma anche Restivo. Si arriva invece ai 5. Ricotta carezza la palla contro Filippo. Ecco Cottone. Vuole un taglio di compagni che però non arriva. Ricotta. Le finte, sempre molto tecnico. Poi lotta con il 5, che però non riesce a fermarlo. Cottone sguscia via. Ricotta guarda la porta, cerca di inserirsi con il passaggio su Presti Giacomo. Chiude molto bene cintura. Tanta esperienza per il capitano ex Delfini, che in scivolata riesce a chiudere tutto. Adesso sarà rimessa laterale da zona comunque offensiva, con cintura che si appoggia da Filippo. Adesso da Alessandro cerca l'interno, trova una deviazione di ganci. Nel frattempo è rimasto ancora dolorante Antonio Pisani. Ghiaccio per lui, molto dolorante. Nel frattempo si riscalda Billitteri, uno dei nuovissimi arrivi in casa Iato. Vediamo come farà il suo esordio. Lui che è un giocatore che arriva dal Cus Palermo, per lui esperienza anche con i Delfini, in squadra proprio con Cintura, che era il capitano di quella squadra. Anche Domenico Caradonna faceva parte di quella grande formazione allenata da Mister De Santis, che tanto Ricotta, scontro fortissimo con ganci. Rimasto giù Ricotta, ma si alza. Poi battono su Pesti Giacomo. Ricotta, secondo palo per Restivo, però Ricotta qui doveva calciare. Avrebbe dovuto decisamente calciare Ricotta, era tutto solo. Ha voluto invece regalare la gioia al proprio capitano che stava arrivando, però da lì la colpa credo sia veramente di Ricotta, perché da lì da porta devi calciare in porta da lì. E infatti anche Restivo a dire proprio al compagno di calciare, non pensare all'assist in questo caso. Però vediamo un Ricotta diverso anche degli scorsi anni, un giocatore che prima cercava maggiormente una giocata solitaria, il tiro, adesso invece pensa veramente tanti compagni. Questa è la maturità chiaramente del classe 2004. Intanto Restivo intrecciata la palla, può ripartire il break del numero 8. Restivo per Ricotta, secondo palo. Ancora una volta tanto altruismo, però questa volta era corretto da parte di Ricotta, che al momento non lo riescono a fermare praticamente mai. Frattempo pronto un cambio in casa Vecco con l'inserimento da parte di Antonino Belli. Vediamo a posto di chi. Potrebbe essere uno giocatore capace di dare nuova linfa, chissà, vediamo. Intanto Filippo allarga da Alessandro, lotta contro due avversari, cerca di fare valere il fisico, però Cottone con tanta astuzia e anche molta intelligenza riesce a fermare il suo avversario. Intanto Cottone allo spazio, indica al compagno di salire, doppio passo, lo fronteggia Filippo. Cottone sempre molto elegante, riesce a passare ma soltanto per un istante, poi torna dietro. C'è Gian Grande che dà l'appoggio, lui però non lo serve, fa tutto solo. Filippo cerca di saltarlo, poi sbaglia tutto. Cintura, recupera, cintura, allarga. Filippo, le finte, suola, Filippo! E non sbaglia, fa 1-1 sulla leggerezza difensiva di Cottone. Non sbaglia la Vego, che quindi pareggia i conti con un super passaggio dell'esperto Luigi Cintura. E poi gol per Filippo, 1-1 dopo 12 minuti. Per esempio il cambio, l'abbiamo detto in precedenza, dentro Belli, al suo posto è uscito Ganci con la 10. Non un inizio di partita favorevole per lui. Ricotta, fa tutto, fa da tutti. Ricotta allarga, Billitteri! E la parata poi di Maggio. Si è subito presentato così il nuovo acquisto in questa occasione, ma che palla di Ricotta che proprio con la punta. Però Ricotta praticamente non l'hanno mai fermato. E credo che la squadra di casa debba veramente puntare tanto su questo giovane ragazzo, perché su tutti i dribbling effettuati non ne ha sbagliati veramente, non ha sbagliato veramente nessuno. La sua tecnica, la sua velocità
molto complicata da fermare e si nota. Ricotta, le finte, prova a saltare Filippo, poi l'ultimo tocco è proprio di Ricotta che non è d'accordo, intanto dentro Caradonna al posto di Filippo. Vediamo come entrerà in partita il numero 7. Nel frattempo Cintura vuole la distanza, tanta esperienza per il capitano. 1-2, Belli con la punta, cerca per Caradonna, era una buona palla, però troppo profonda, poi rimane lì a protestare. Ricotta, tutto lo spazio, rientra Caradonna, Ricotta sterzata in mezzo a due, prova a passare, viene tenuto dai due maglia bianconera che non fanno complimenti e poi portano direttamente il pallone in rimessa laterale sulla cassaforte chiamata Cintura. Poi sbaglia il tocco. Billitteri ha avuto un'occasione già. Scambia con Nepresti, Giacomo si inserisce, palla di ritorno, Billitteri sguscia via, che velocità per lui, poi Ricotta manca l'aggancio e non riesce a controllare la sfera. Adesso ci sono due frecce per lo Iato perché Ricotta e Billitteri sono due giocatori molto molto veloci. Nel frattempo rimessa cambiata, però c'è un cambio, fuori Ricotta, dentro Carlo Di Paola. Anche per lui un esordio, però è anche un ritorno in realtà in casa Iato. Lo scorso anno faceva parte del roster allenato prima da mister Zapparata, poi da mister De Santis. Di Paola intanto si porta la palla direttamente in out. L'ingresso di Cintura ha dato veramente tanta solidità difensiva alla Veco. La sua esperienza è molto importante, infatti da quando è entrato con la sua voce ma anche col suo posizionamento è riuscito a chiudere praticamente tutti gli spazi. Forse un po' di difficoltà quando viene puntato, qui invece col fisico un po' con le cattive possiamo dire su Prestigiacomo, però anche questa è un po' d'esperienza. Si continua, D'Alessandro, Di Paola la tocca, poi Caradonna saggiamente decide di fare passare la palla e poi batte una rimessa proprio su Cintura. D'Alessandro, mezzo a due, restivo, fa sentire la sua presenza. Niente fallo, Di Paola. Prestigiacomo con la suola, salta Cintura, può calciare, Prestigiacomo e poi Maggio le spinge. Non era un tiro irresistibile da parte del numero 11, però si fa sentire e vuole sicuramente trovare una doppietta dopo il gol trovato nei primi istanti, dopo anche una deviazione che sicuramente lo avrà aiutato. Sarà calcio di punizione, se non abbiamo capito male. Restivo ha già il pallone in mano, vuole essere lui a calciare probabilmente, però ci immaginiamo uno schema. Infatti è così, Di Paola punta l'uomo, si ferma, adesso Billitteri, posizione centrale un po' insolita, si appoggia, Cottone cerca il tiro e Maggio sul primo palo respinge molto bene. Sarà palla in calcio d'angolo con lo stesso Cottone che batte dalle parti di Restivo, sbaglia l'aggancio, poi si scontra con D'Alessandro, Giangrande, Di Paola, 1-2, Restivo, gioca bene lo Iato con la conclusione di punta di Billitteri che però se avesse alzato lo sguardo probabilmente avrebbe visto Cottone libero tra il rimorchio e il secondo palo. Era una posizione favorevole per il numero 5 che però non ha visto concretizzarsi con un passaggio. Billitteri, Cottone, palla di ritorno, Billitteri, ancora Billitteri e si presenta benissimo con la nuova maglia, fa 2-1, ma che palla geniale di Cottone, ma non è chiaramente una novità ormai per questa stagione. Risultato di 2-1 dopo 17 minuti, stava attaccando effettivamente con tanta costanza la formazione di casa e trova meritatamente il gol del 2-1. Frattempo cambio lì davanti, fuori da Alessandro, ecco invece Pietro Di Girolamo. Anche per lui tanta esperienza. Pisani invece si è rialzato e ci auguriamo chiaramente di rivederlo in campo perché un valore come lui è sempre aggiunto per una partita. Di Paola, anche per lui un buonissimo inizio. Cottone, nel frattempo si gioca senza un vero e proprio pivot perché Prestigiacomo uscito
poi cerca la conclusione diretta di Girolamo, invece ringrazia Giangrande, poi Di Paola. Dunque diciamo non c'è un pivot perché dovrebbe essere Billitteri, che però al momento si trova centrale dietro, dunque si gira. In questo momento è Di Paola l'uomo più offensivo, però tanta tecnica, forse meno fisico in campo. Restivo dove il rimpallo, la tocca per Billitteri che è molto veloce ma non può arrivare, e dunque pallone in rimessa al fondo con Maggio. Caradonna buca il suo controllo, poi si ferma. Suola perde qualche tempo di gioco ed è anche un po' fortunato perché poteva essere passaggio, retropassaggio, ma c'è stata una deviazione piuttosto netta da parte di Paola e dunque per questo non è stato fischiato il retropassaggio. Poi Cintura e Cottone hanno qualche screzio. Poi molto arrabbiato anche Belli che non è d'accordo. Poi Cintura non è d'accordo con la decisione del direttore di gara di non far velocizzare il gioco. Voleva probabilmente parlare sia con Cottone che con Cintura. Caradonna, fa di ritorno, Cintura. Belli. Caradonna non rischia nulla, si appoggia su Cintura. Poi sbaglia Cintura, aveva cercato un passaggio su Di Girolamo. Restivo era comunque lì a ringhiare. Sarà quindi rimessa laterale con Giangrande che serve immediatamente i compagni. Billitteri non ha tanta fretta. Restivo. Di Paola nel frattempo si alza per riscaldarsi nuovamente. Giuseppe Ricotta probabilmente è l'uomo che al momento sembrerebbe essere quello più pericoloso. Intanto Giangrande si gioca con il quinto, c'è largo Restivo. Giangrande con la punta sbaglia qui la conclusione, poi si può saltare in velocità ma è anche molto tranquillo perché c'è Billitteri. Poi Cottone guarda i compagni, serve sull'esterno, palla sul secondo palo da parte di Di Paola, viene sporcata però dal solito Cintura. Palla dietro, Cottone con la sola apparecchia, Billitteri punta, viene fermato da Di Girolamo che poi prova a scattare ma non riesce. Nel frattempo alzati sia Pisani che Cuticchio, chissà che non possano fare il loro ingresso in Casaveco. Intanto Di Paola scucchiaiata per Cottone, poi Maggio con qualche difficoltà riesce comunque a allontanare. Belli non riesce a passare, Billitteri e dominio dello Iato. Di Paola sempre Cintura. Cottone, Billitteri guarda la porta, ci prova, poi ci ripensa Restivo con la punta, perfetto, e poi esultanza verso la telecamera ed è 3-1 il risultato. Segna anche il vicecapitano, l'allenatore di questa squadra, con un tiro precisissimo con la punta sul palo lontano. 3-1 il risultato. Nel frattempo riecco in campo Filippo al posto di Caradonna, ha rientrato anche Pisani per Belli, anzi al contrario perché Pisani si è schierato al posto di Caradonna e invece Filippo per Belli. I due giocatori non hanno dato forse quel pizzico di freschezza e di qualità che magari il tecnico cercava. Adesso invece sono rientrati due fedelissimi come Filippo e Pisani, uno segnato, l'altro non ha avuto ancora l'occasione. Poi Restivo, dopo aver seduto la difesa, ha angolato un po' troppo. Era una buona azione da parte dell'esperto numero 8 che va subito in difesa, però l'abbiamo detto anche in precedenza, la posizione di Restivo è un po' strana perché parte centrale però praticamente lo vediamo quasi sostituirsi all'attaccante, quindi però, se i risultati poi sono questi, quelli del gol, insomma credo che vada bene così al tecnico giocatore dello Iato. Billitteri va a battere questa rimessa laterale, entra in area di rigore. Intanto Cottone, largo Di Paola, viene servito invece Restivo. Billitteri chiama il pallone Cottone, poi Restivo, Di Paola, si torna dalle parti di Restivo. Cottone
centralmente, Di Paola con il tacco quasi senza guardare, sapeva del movimento di Billiteri che è molto veloce, però forse lo sapeva anche Pisani che lo ha anticipato. Di Girolamo non riesce a girarsi, poi con un pizzico di fortuna Pisani, grande giocata di Pisani in mezzo a due, si complica un po' la vita, poi Cottone con la punta, Di Paola, ruletta di Girolamo, Filippo, cintura, palla alta di Girolamo, la controlla molto bene, poi prova a bucare in mezzo per Filippo, però probabilmente era una conclusione quella dell'attaccante. Ha trovato invece l'inserimento perfetto di Filippo che se l'è divorato, un'azione probabilmente più semplice rispetto a quella in cui ha segnato il gol del pareggio, momentaneo chiaramente, perché poi è venuta fuori la squadra bianco-blu con il sorpasso di Billiteri, poi il tris firmato da Restivo di Paola intanto. Restivo. Billiteri con la scucchiaiata per Restivo che prova un aggancio molto complicato, però l'idea comunque rimane da parte del giovane numero 21 che decisamente ha cambiato un po' il volto della squadra. Sarà molto interessante vederlo giocare e duettare soprattutto con Ricotta, perché sono giocatori molto rapidi, però al momento i minuti concessi sono pochi insieme. Vediamo Pisani prova a calciare verso la porta, con Pisani che si lamenta con Di Girolamo. La tesi del giocatore numero 8 è quella, infatti, Di Girolamo avesse due difensori a marcarlo. Nel frattempo fuori Billiteri, dentro Ricotta, dunque non li possiamo ancora vedere insieme. Li abbiamo visti soltanto per qualche minuto. Restivo intercetta molto bene Di Girolamo, poi Cottone non rischia nulla, Ricotta, vediamo cosa inventa il numero 9, Ricotta, punta, molto veloce, scambia, 1-2 per Ricotta, che poi con l'esterno spreca malamente, ma nel frattempo è rientrato in campo anche Prestigiacomo al posto di Di Paola. Cottone, sempre molto preciso, poi Filippo, sicuramente uno dei pochi a non mollare per la Veco, insieme a Cintura, probabilmente i migliori in campo di questa formazione, al di là chiaramente del gol. Tanta pressione, anche buoni contrasti. E chiaramente il gol. Cottone centrale, Ricotta, Suola, si appoggia, Cottone. Adesso un po' schiacciato lo Iato. Ricotta. Può puntare l'uomo, Pisani non abbocca, poi chiede e ottiene anche la rimessa laterale. Pisani, cintura, Pisani con l'esterno, Di Girolamo, poi Filippo velocizza, la palla passa con Pisani che non la tocca, frega anche Giangrande, poi Di Girolamo difende la palla quasi va giù, ma comunque risultato di 3-2, qui tanta intelligenza per Filippo che mette questo pallone sul secondo palo. Non la tocca nessuno e palla direttamente in rete. 3-2 risultato, minuto 26 di gioco, mancano 4 alla fine del primo tempo. Cottone, Restivo, sempre Cottone, forse qualche errore di troppo per Cottone e questa chiaramente è una notizia perché Cottone è un giocatore solitamente molto molto preciso, anche meticoloso nelle giocate, cerca sempre di non sbagliare, oggi però forse qualche imprecisione. Adesso però ci regala anche un grande colpo di tacco, Pisani. Di Girolamo va in avanti, Pisani cerca la porta col mancino molto complicato, Giangrande ringrazia e fa ripartire Prestigiacomo. C'è spazio, ruleta, elegantissimo, Prestigiacomo la porta, Prestigiacomo! E Maggio fa un grande miracolo, poi mani sul volto per il numero 11 che ha capito che questo sarebbe potuto essere un gol incredibile, ruleta e destro. Poi Cottone, aggancio delizioso, Filippo non vuole abboccare, allarga, Ricotta, le finte, Pisani oggi non si passa dalle sue parti, poi cintura, lotta con il fisico, guadagna anche la rimessa dal fondo, forse qualche dubbio sull'ultimo tocco, però non per il direttore di gara che indica quindi la battuta su Maggio, D'Alessandro, Restivo, sempre molto aggressivo, attaccante,
chiaramente approfitta del grande volume fisico. Lo fa anche molto bene. Prestigiacomo cerca il tiro, murato, Ricotta va sul sinistro, calcio in porta, esterno della rete. Questa volta era riuscito a circumnavigare contro Antonio Pisani, però il duello Pisani-Ricotta, almeno in fase difensiva, è stato vinto da Pisani. Filippo prova a passare, la tocca Restivo benissimo, poi Giangrande, sempre Restivo, Cottone, pressione di D'Alessandro, poi Prestigiacomo, suola, punta e passaggio, Cottone, magia adesso, superiorità numerica, Ricotta, guarda la porta, Ricotta, palla per Cottone! Sempre molto altruista Giuseppe Ricotta, e Cottone non può mai sbagliare, fa il poker, 4-2, è risultato adesso in discesa per lo Iato. Grande azione cominciata da Prestigiacomo, che qui porta a spasso Cintura, lo porta lontano, scarica su Cottone, dribbling perfetto, superiorità numerica, Ricotta in mezzo, questo è calcio a 5. Filippo, Cintura rischia tanto con Prestigiacomo, infatti guadagna lo stesso numero 11 a rimessa laterale, che però verrà battuta da Cottone. Restivo, Ricotta, le finte, può puntare l'uomo, Cottone, Restivo, Cottone di prima, molto bene, Ricotta vuole lo spazio, cerca il tocco su Prestigiacomo, questa volta, forse per la prima volta, non si sono capiti i due, ma al minuto 29 credo che si possa anche perdonare. Cottone, puntualissimo, sta salendo in cattedra il numero 5, che guarda i compagni, Cottone apparecchia per Restivo, sotto l'incrocio, e fa 5-2, esultanza contenuta per il vice capitano, che però può festeggiare questa doppietta personale. Adesso blackout per la Veco. Cintura, un minuto di recupero dato dal signor Godino, che forse potrebbe servire alla Veco per un po' rialzarsi di morale. Da Alessandro prova questa conclusione molto bene in diagonale, si dispera Pisani. Ecco che non aveva iniziato la partita in modo brutto, anzi tutt'altro, una buona gara, però poi quando la qualità tecnica esce fuori con Cottone, Prestigiaco, Restivo, insomma, veramente difficile riuscire a contrastare. Intanto Pisani, magia, mezza a 2, calcio di punizione. Filippo, Pisani la tiene lì, prova a girarsi 2 volte, Pisani, Cottone, non si passa da lui. Una gara completamente in crescita per il numero 5, che adesso fa una magia con il tacco. Che giocata di Cottone, Ricotta, Prestigiacomo, Ricotta, Prestigiacomo sbaglia incredibilmente, ma ancora una volta Ricotta va dato un pallone geniale al compagno. Dopo 31 minuti dunque finisce il primo tempo con il risultato di 5-2. Rimanete sempre connessi su canali sportisti, perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida tra Iato e Veco. A dopo. La squadra mi è piaciuta, specialmente i primi 20-30 minuti, che devo dire, io sono arrivato ieri sera e neanche i ragazzi ancora si conoscono, quindi ho detto ai ragazzi non vi preoccupate, avete fatto una bella partita, piano piano ci dobbiamo guardare tutti negli occhi e cercare di dare quell'input, quella carica giusta, e cercare di tirarci fuori da questa situazione. Non era questa la partita dove dovevamo vincere, perché poi se si vince a volte sai come calcio, però sapevamo che l'avversario è quello tosto, sapevamo che quelle sono una squadra bella quadrata, la squadra per ora più in forma del campionato, anche se i miei non mi hanno dispiaciuto. Abbiamo preso il primo gol, ci siamo rimessi di nuovo a giocare e purtroppo nel secondo tempo sono fatti 2 errori madornali della nostra linea difensiva. Peccato, perché anche sull'1-0 finiva 1-0, alla fine poi ci avevamo sui 180 minuti, ma 3-0 tutto meritato, quindi dobbiamo pensare a domenica, che anche domenica non è che sarà una gara di quelle dove cercheremo, tu mi conosci, faremo di tutto per portare qualche punticino, ma sappiamo che lì
quasi vietato prendere punti. Quindi sono molto ottimista, la società mi sta vicino, dobbiamo prendere i giocatori, eravamo 11 contati, 11 con Matiu che si è fatta la puntura, non c'è niente di sa quale cosa. L'unica cosa che mi dispiace è che i ragazzi prendono 3 gol e magari mentalmente si deprimono sempre di più, questo è quello che mi dispiace, ma il resto già era quasi scritto, lo sapevamo, diciamo. Il mio credo. Sì, sì, la società mi ha detto che in settimana, la prossima settimana arriveranno 4-5 giocatori di categoria, perché non possiamo sbagliare, perché se si sbaglia si retrocede. Quindi sono molto ottimista in questo senso. Poi ci metterò del mio e piano piano faremo la nostra parte, anche perché nei giorni di ritorno, le prime 10 partite, incontreremo tutte squadre alla nostra portata. Non dico che sono più forti, ma neanche più deboli, diciamo, tra virgolette. Quindi possiamo fare punti se vogliamo. Poi se vengono bene, se non vengono pazienza, ci abbiamo provato. Ma avete visto tutti, me l'hai detto tu questa domanda e io rispondo, non do la colpa all'arbitro perché abbiamo perso, assolutamente no. Però diciamo che ogni fallo del Mazzara era un'ammonizione, ogni fallo del Castelbuono non era ammonizione. E vabbè, ci sta. Non mi ha dato un rigore che dovrò andare a vedere negli highlights. Il gol a Ricciulli l'ha visto solo lui, il fallo di mano l'ha visto solo lui. Poi c'è stata un'azione di fallo laterale vicino a me che e loro battono un fallo laterale, la palla neanche entra in campo e fischia il fallo cioè, assolutamente hanno vinto meritatamente, l'arbitro non c'entra niente, dico ma è l'atteggiamento e siccome io non sono mai abituato a stare nei bassi fondi della classifica, lo sai, questi atteggiamenti ci sono, che la squadra è quella che sta sempre sopra, qualche occhio di riguardo c'è, la squadra che magari e sai com'è, dico sul dubbio fischio per quelle, è una mia opinione però resta tale. Sto rispondendo perché ma io di solito non parlo degli arbitri. Ma assolutamente sì, però ci dobbiamo presentare, non è che in campo, certo che diciamo che era quello il nostro obiettivo. Purtroppo ci dobbiamo andare a Castelbuono, non è che non ci presentiamo. Il nostro obiettivo è la salvezza. Da domenica questa con la Nissa, quello che viene ci prendiamo. Quando verrà l'Atletico già è una finale, da lì si iniziano le partite con l'Atletico. Purtroppo non si dovrà più perdere, quando non si dovrà più perdere. Questo è l'obiettivo della squadra. La società mi sta vicino, mi ha detto che prenderemo i giocatori, quindi va bene così. Sì, sincero, è troppo largo. Se finiva 1-0 o un pareggio ci poteva pure stare, perché i 2 gol, palla inattiva nostra, corner nostro, ripartenza, 2 difensori miei contro l'attaccante loro, lo fanno passare e vanno a rete, lì si fa fallo, quindi la palla, infatti ho pure gridato fate fallo, è stato un errore nostro. Il terzo gol l'avete visto tutti, quindi ho detto che è meglio perché hanno 3-0 non si può commentare, però bisogna lavorare su questa ingenuità. Assolutamente sì, bisogna lavorarci tanto, bisogna prendere qualche difensore di esperienza da mettere vicino a Baiata, a Benivegna, a tutti i ragazzi. Bisogna lavorare accettando, se ho accettato vuol dire che ci credo, se no mi stavo a casa e magari facevo altro. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e particolare perché anche se in questi 2 o 3 giorni si sentivano determinate situazioni legate al Mazzara, io l'avevo detto ai ragazzi, Mazzara è una società ambiziosa, è una piazza importante, quindi chi gioca da parte loro faranno una grande partita e metteranno il cuore. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, non dobbiamo dimenticare che veniamo dalla promozione, quindi per noi è un cammino che stiamo facendo abbastanza bene. In campionato stiamo facendo grandi cose, ora abbiamo fatto una grande semifinale di andata di Coppa, però non è ancora chiuso niente perché il ritorno sarà un'altra battaglia sportiva e può succedere di tutto. Io cercherò di tenere alta la concentrazione anche se... Siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo della sfida tra Iato e Veco. Ricordiamo solo qui sui canali di Sportisti in esclusiva questa meravigliosa sfida che vede iniziare il secondo tempo in questo istante con Ricco Bono che fa il suo ingresso al posto di cintura. Poi vediamo Filippo Pisani e D'Alessandro a completare il quintetto con portiere Maggio. Invece dall'altra parte Presti, Giacomo, Ricotta, Restivo, Cottone e tra i pali come sempre Giangrande che oggi sta rispondendo presente nonostante l'assenza di Perdichizzi che sicuramente ci starà seguendo e noi chiaramente lo salutiamo. Ricco Bono intanto palla alta per D'Alessandro, poi Restivo
con la gamba, forse tocca effettivamente, anzi senza forse, dice di non averlo toccato, dice è stata la pallonata, però qualche dubbio rimane comunque che magari non possa avere effettivamente colpito all'altezza delle coste il suo avversario, che si è rialzato tutto ok fortunatamente, poi rimessa laterale per l'Aveco, che però restituisce il pallone con tanta sportività, una gara molto sportiva comunque da questo punto di vista, due formazioni che si danno battaglia con tanti contrasti anche molto decisi, però sempre con sportività comunque. Presti, Giacomo, ubriaca tutti, poi calcia Ricotta, palo da 2 passi, che sfortuna per Ricotta, ma grande passo doble da parte di Mimmo Presti Giacomo, che aveva ubriacato praticamente tutta la difesa. Cottone intercetta, pressione di D'Alessandro, il palla rimane lì, sinistro, Restivo, avanza, apparecchia, Ricotta, sbaglia il tocco, Filippo, D'Alessandro, c'è Pisani che si inserisce, esterno, Ricotta ancora, nega l'avanzata, Ricotta, rientra, cerca il taglio su Prestigiacomo, poi D'Alessandro, Cottone la tocca, poi Ricco Bono, palla in corner. Pisani intanto si lamenta con i compagni perché hanno sfruttato il 3 contro 2. Restivo, Ricotta, prova a girarsi in mezzo a 3, fermato sempre da Pisani, poi Ricco Bono. 3 contro 2, Ricco Bono con l'esterno, Cottone ferma tutto, poi Pisani si infuria con i compagni, Cottone, palla su Ricotta, Filippo nega l'avanzata, Cottone ancora, Ricotta, le finte, sterzata, Cottone, Presti Giacomo, troppo facile per lui fare un gol così, fa 6-2, adesso parte benissimo anche nel secondo tempo, poi Maggio allontana la sfera, prende chiaramente in maniera fortuita Ricotta, infatti si chiede subito scusa al suo avversario. 6-2 risultato dopo al minuto 32, anzi 33 questa partita, risultato di 6-2, questa doppietta personale per Presti Giacomo. Cottone ferma il suo avversario, poi lascia lì la palla, D'Alessandro lotta con Restivo, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di D'Alessandro, infatti è rimessa per lo Iato con Cottone che prova una magia con Ricotta, vince il rimpallo, Ricotta guarda i compagni, Ricotta secondo palo, tocca a Filippo e riparte poi l'Aveco con Ricco Bono, Pisani anticipato, Cottone nasconde la sfera, poi Ricco Bono con Cottone, il signor Godino fischia per fare ricominciare il gioco. Ricotta, Restivo, Cottone, sempre Restivo, Ricotta centralmente per capitano, per vice capitano Restivo, palla che non arriva però nei piedi dell'8 e dunque palla lunga, Cottone con la testa, la tiene anche in campo e invece no, non è d'accordo qui, sarà quindi rimessa laterale zona offensiva con D'Alessandro. Pisani si gira, Pisani suola, Pisani col mancino, se l'era apparecchiata molto bene però non precisissimo questa conclusione mancina, ha provato ma che chiuso bene dalla difesa. Presti Giacomo, match contro Ricco Bono che lo ferma molto bene qui, Cottone in anticipo, D'Alessandro prende una manata, sarà quindi calcio di punizione. Cottone, Restivo, Presti Giacomo, grande qui lavoro da pivot, non riesce a servire però il compagno, poi Pisani tiene lì la palla, rischia tanto anche perché Restivo, se avesse affondato il tackle probabilmente avrebbe rubato il pallone. Filippo alza la palla, Restivo con la testa, poi Pisani la tocca per D'Alessandro e viene fischiato, Pisani dice il vantaggio, è stato quindi fischiato un gioco pericoloso probabilmente. Oppure forse è stato colpista di Pisani con la gamba alta di Restivo e quindi forse il direttore di gara ha fischiato
No, calcio di punizione dunque, quindi fallo di Restivo su Pisani. Sarà quindi punizione per la Veco. In 2 da Alessandro e poi la parata di Giangrande che si esalta con questo tuffo. Sarà quindi calcio d'angolo, Ricco Bono, forse uno schema, Filippo col sinistro, calcio male. Restivo. Cottone. Palla di ritorno per Ricotta, cerca il tocco sul Restivo che come sempre sale veramente tantissimo. La sua posizione è quella di centrale, però sale veramente tanto. Per lui 18 gol in stagione. Ricotta, palla per Prestigiacomo che va sbagliato in precedenza a porta vuota. Questa volta forse era anche un po' più complicata questa, non può mai sbagliare e quindi fa 7-2. Adesso il passivo veramente molto largo per la formazione di casa che dunque si porta su 5 gol di vantaggio. Super Prestigiacomo. Fate un cambio dentro con la maglia numero 29 Gianluca Ferrara al suo posto. Vediamo chi è uscito. Filippo. Ricco Bono. Ferrara. Ricco Bono allontana Restivo, gancio perfetto. Restivo salta tutti, Restivo e poi Maggio 2 volte e sempre la respinta da parte del portiere sul primo palo, poi Cottone, Prestigiacomo, Maggio si inserisce, Cottone a porta vuota, Cottone per Restivo che poi a porta vuota non sbaglia, era rimasta praticamente ferma la difesa ed è 8-2 con Maggio che infatti si infuria con i suoi compagni dicendo mette forse un po' di attenzione in più in fase difensiva perché effettivamente sembrava praticamente navigare lui nel deserto da solo. Cambio con Belli e Caradonna per Pisani e D'Alessandro. Poi fa il suo ingresso anche Cuticchio. Adesso tecnico ospite cerca di mescolare un po' le carte anche per concedere minutaggio. Forse il risultato effettivamente non lo aiuta. Sembra ormai difficile che possa esserci una rimonta. Chiaramente 8-2. Mancano 22 minuti, manca tantissimo, però il canovaccio della partita sembra abbastanza chiaro ormai con questo incredibile risultato. Intanto dentro Billitteri al posto di Prestigiacomo e adesso vediamo Ricotta e Billitteri insieme che con la velocità potrebbero veramente trovare grandi giocate. Intanto Belli, Ferrara di prima, Cuticchio, Maggio sbagliano sulla pressione. A tempo si riscalda Ganci, ma anche Di Girolamo sbaglia invece nuovamente la formazione ospite con il presidente Peniro che tocca anche la palla. Sembra abbastanza sconsolato, chiaramente non è contento della prestazione dei suoi ragazzi. Intanto Belli e Caradonna recuperano la palla, vince il rimpallo, Caradonna. Belli, sbaglia il tocco, Billitteri. Cottone, Restivo, gioca benissimo lo Iato adesso. Billitteri. Restivo, intanto il dietro chiama Billitteri e Ferrara che sono un attimo agganciati con il difensore che va un po' spinto. Billitteri. Belli. Caradonna. Questa gara si è un po' addormentata, ma Suola, sinistro, Caradonna, sbaglia tutto, Ricotta, fa tutto solo, Ricotta, mette sul secondo palo e Billitteri trova ancora gol, doppietta personale, magia assoluta però di Giuseppe Ricotta. Questo risultato è sempre più largo per lo Iato che oggi si presentava prima di questa partita con il terzo miglior attacco del campionato con 44 gol. Adesso sono 53. Era già la migliore difesa con 21 reti subite. Adesso sta per
diventare anche miglior attacco e migliore difesa, insomma. Però non c'è il primo posto, ricordiamo. Caradonna. Belli, le finte, cerca il dribbling su Cottone, palla che però termina fuori. Intanto si sta riscaldando anche Giangrande, chissà non ci sia spazio anche per lui. Giuseppe Giangrande, fratello gemello di Filippo, portiere capitano oggi. Billitteri, Ricotta, che tecnica, Ricotta, sgambettato. Poi Ricotta risponde anche in maniera eccessiva perché è stato un fallo sicuramente non cattivo, però fallo tattico, uno sgambetto. Chiama entrambi i giocatori, probabilmente tanto è giallo per Maggio e poi giallo per Belli e forse giallo per Ricotta. Qui ingenuità da parte di Ricotta, che però si era preso il fallo. Belli sicuramente non aveva fatto un fallo cattivo, era nel tentativo di non farlo arrivare in porta, un fallo tattico che ci sta. Ricotta invece ha risposto un po' eccessivamente, però forse anche stizzito, magari ha preso un colpo un po' più forte, magari questo avrà probabilmente provocato la sua risposta. Anche Restivo infatti a rimproverare il giovane numero 9 e gli dice infatti di andarsi a sedere in panchina per riprendersi. È pronto Di Paola, tema che cintura a capire che il mister della Veco, anche capitano Giangrande qui, infatti a dire al suo compagno di evitare, anche Prestigiacomo. Tanto anche il tecnico chiede qualcosa. Siamo arrivati al minuto 43 di questa partita. Calcio di punizione con Restivo che farà uno schema se calcerà dei tenti in porta. Schema. Cottone, secondo palo. Viene fermato però da Ferrara. Poi Restivo. Si accontenta invece Cottone della rimessa laterale. Cottone, tacco. Restivo. Di Paola, salta l'uomo, salta Belli. Di Paola cerca il secondo palo. Si fa per inserire Restivo, poi così un mix tra un tiro e un passaggio. Maggio cerca Caradonna, palla troppo profonda, non può arrivare nemmeno un giocatore così veloce come lui. Sarà rimessa con Cottone che lascia a Restivo. Cottone. Quasi tutti i minuti in campo per il numero 5, anche nonostante il risultato abbastanza largo, però l'ingresso di Giangrande potrebbe essere al posto suo, vediamo. Billitteri. Restivo. Cottone. Minuto 44 di gioco, mancano 16. Poi pressione di Belli, molto alto su Cottone, riesce comunque ad esseggiarsi molto bene. Poi anche dribbling, Cottone, esterno, sbaglia tutto, Caradonna con il fisico, va bene, Caradonna con la punta, fa tutto benissimo e trova il gol del 9-3 con tanta cattiveria. L'ex calciatore del Palermo Futsal Club fa 9-3, riapre la partita. Mancano 16 minuti, sicuramente l'atteggiamento del 7 è quello che il tecnico vuole vedere, che nonostante il risultato comunque vada a recuperare su una grande pressione alta e poi con la punta sul primo palo ha battuto il portiere. Restivo. Cottone. La tocca, poi Ferrara con la punta anche lui. Non trova la porta, nonostante la posizione decisamente favorevole. Spreca quindi la possibilità di andare sul 9-4 la Veco. Restivo, centrale, Billitteri, vuole girarsi, si appoggia
Poi si scontra con Ferrara. Billiteri con il tacco, poi Restivo, tocco morbidissimo del vice capitano e allenatore di questa squadra, che fa dunque la rete del 10-3, minuto 46 di gioco, magia assoluta dell'8. Oggi ci si aspettava tanto dall'altro numero 8 probabilmente, capocannoniere di questo campionato. Antonio Pisani non sta brillando invece l'altro numero 8. Tanto pressione di Billiteri, che con il tacco in precedenza ha liberato l'inserimento del proprio compagno. Tanto è uscito Restivo al posto proprio di Giangrande. Ferrara lascia lì la palla, poi Billiteri, Giangrande, minutaggio anche per lui. Poi Restivo chiama anche il time out appena la palla terminata fuori. Di Paola è entrato benissimo in zona di rigore con il sinistro, poi ha cercato l'angolo più lontano, intanto dentro Ganci, fuori Belli che era già ammonito. Ganci riceve la palla, la carezza, suola Ferrara. Di Paola rischia sulla pressione di Caradonna. Cottone, è un appoggio dei compagni, finta. Di Paola. Giangrande vede il taglio del compagno, poi decide saggiamente di appoggiarsi su Cottone. Di Paola senza guardare, Cottone, possesso palla perfetto per lo Iato. Giangrande, Cottone, Billiteri, Cottone, Giangrande, poi sbaglia tutto. Molto bene qui la pressione di Cuticchio, che poi sbaglia perché si vede soffiare la palla proprio da Billiteri. Poi si agganciano Ferrara e Di Paola senza palla vicina. Cuticchio, il dribbling, Billiteri non abbocca le finte. Poi rimessa che viene cambiata perché Giangrande, Billiteri, Cottone. Sono saltati un po' tutti gli schemi, poi Di Paola prova una magia che non gli riesce. Cottone, Giangrande, sempre Cottone, poi Di Paola e sempre Davide Cottone. Si inserisce Billiteri, palla di ritorno esterno, Giangrande, tiki-taka che viene proposto dai bianco-blu. Cottone, finte, classica ormai di questa partita. Poi col tacco, palla rimane lì, sbaglia tutto. Ganci per Caradonna. Caradonna! Non sbaglia, ancora una volta glaciale sotto porta. Fa doppietta personale, 10-4 risultato, però errore di Cottone. È stato perfetto qui Caradonna, intanto viene chiamato il time out, è stato chiamato in realtà da Restivo almeno 5 minuti fa, però la palla non andava mai dalle parti dello Iato, che manteneva con un grande possesso. Adesso invece il gol subito chiaramente fa ritornare il possesso proprio alla formazione bianco-blu e dunque piccolo momento di break, minuto 50 di questa partita, mancano 10 minuti al termine, poi forse qualche cosa da recuperare ci sarà. Risultato che ormai sembra quasi in cassaforte per la formazione di casa, che può continuare il suo momento positivo andando a quota 22 in classifica dopo la vittoria ottenuta contro il Gemini con il risultato di 3-5 in campionato in trasferta. Invece si può tornare a vincere in casa
dopo lo stop nell'ultima in casa di campionato contro il Ficarazzi, una gara molto complicata. Chiaramente Ficarazzi sta facendo un grandissimo campionato e dunque è riuscito a vincere anche contro lo Iato. Giangrande intanto si ricomincia, Billitteri. Vediamo se ci sarà spazio nuovamente per Ricotta, Restivo e Prestigiacomo. Intanto sbagliano tutto, poi conclusione tentata da Di Girolamo. Adesso prende il posto di Cuticchio. Si posiziona lì davanti. È uscito anche Caradon. Anzi no, Cuticchio è rimasto in campo. Chiedo scusa, è Caradon che è uscito. Nonostante la doppietta. Cottone. Di Girolamo, grande questo lavoro. Cerca così i suoi compagni, sbaglia tutto. Di Paola. Vede il taglio da parte di Billitteri che cerca di controllare al meglio. Poi Maggio lascia lì la palla. Stava rischiando tantissimo. Poi finta di Cuticchio che poi allarga il gioco molto bene. Ganci inserito da Di Paola. Suola se la porta avanti. Ganci vuole rientrare, casca giù, tutto regolare. Billitteri, Di Paola, contropiede. C'è largo Cottone, la carezza. Cottone con la punta, non sbaglia e fa 11-4. Palla perfetta di Paola in questo contropiede, poi buca l'estremo difensore avversario sul primo palo. Il risultato è di 11-4. Fai Di Girolamo, scarica dietro dalle parti di Cuticchio. Ferrara. Palla a cercare l'inserimento di Cuticchio che viene portato fuori da Billitteri. Un ottimo esordio per il 21 che ancora sicuramente dovrà entrare nei meccanismi della squadra di casa, però si sta presentando benissimo. Di Paola. Cottone. Tanti tacchi oggi per Cottone. Giangrande. Con la punta, Cottone. Billitteri, Giangrande. Poi il velo. Molto lezioso qui, Cottone. Di Girolamo. Punta. Poi cerca di girarsi. Ganci. Palla però in calcio d'angolo, dunque azione per l'Aveco che ha la possibilità di affacciarsi lì davanti. Ferrara cerca l'imbucata sempre sul compagno, su Ganci, però palla che termina direttamente dalle parti di Giangrande. Sarà dunque rimessa al fondo battuta rapidamente. Ecco Giangrande, Giuseppe Giangrande. Di Paola con la punta cerca il raddoppio con Billitteri, palla che passa, adesso può essere venire dentro la porta. Di Paola con la punta e l'ha parata in due tempi di Maggio. Forse avrebbe potuto fare decisamente di più, qualche passo verso la porta e magari con una conclusione con il piede mancino, ma Di Paola ha cercato invece il destro con la punta. Adesso ha un'altra occasione, Di Paola guarda la porta, Di Paola cerca il tiro, viene fermato nuovamente da Maggio che adesso si prende la responsabilità di fare questa azione. Cottone. Di Paola. Destro sinistro, prova a ubriacare la difesa, viene fermato dal raddoppio di Ferrara dopo la posizione di Riccobono che invece ha preso il posto di Cuticchio. Billitteri. Mancano praticamente 5 minuti, intanto dentro Ricotta, fuori Cottone che lascia il terreno di gioco e probabilmente non lo vedremo più perché ha giocato veramente quasi tutti i minuti in campo e oggi è stato veramente uno dei migliori. Tanta stanchezza, credo si possa anche permettere una piccola pausa. Ricotta viene tallonato da Ganci, sarà dunque rimessa laterale, zona difensiva per lo Iato che parte rapidamente su Giangrande. Rilancio per Billitteri, molto interessante questa palla, poi Giangrande. Ricotta può allargare il gioco su Di Paola, non lo fa, centralmente Giangrande. La difesa subisce forse fallo, Ricotta. Tutto ok però, non c'è intervento irregolare. Giangrande
Billitteri, vede il taglio di Paola, fa finta e poi scarica dietro. Ricotta, punta, poi il tocco dalle parti di Paola, lotta di Girolamo, vuole anche la meglio, ma non riesce. Billitteri, mezza a due, si appoggia male questa volta. Minuto 56, mancano veramente pochissimo, 4 minuti soltanto alla fine del match, risultato di 11-4. Ricco Bono si appoggia, poi Di Paola, palla che rimane lì sul gancio e Billitteri mette una pezza. Adesso gli schemi sono praticamente saltati sia da una parte che dall'altra. Chiaramente Iato perché ormai è sicura del risultato, l'altra parte della Veco invece pensa di non poter più recuperare. Nel tempo cambio in rimessa. Anzi no, cioè si ribatte la rimessa, chiedo scusa, non cambio. Giangrande. Billitteri. Giangrande sbaglia tutto, poi prova a toccare la sfera senza però riuscirci con un buon passaggio Ferrara. Ricco Bono, palla di ritorno con la punta. Poi Ganci, danza con la suola, fallo di Giangrande. Brutto intervento, calcio di punizione. Va a chiedere comunque scusa a Giangrande. Questa potrebbe essere una grande occasione per la Veco, quanto di rendere il passivo meno pesante, perché un calcio di punizione potrebbe essere una soluzione per trovare la quinta rete di questa partita. Schema Ricco Bono, fa un passo, calcio in porta, deviazione di Paola. C'era comunque Giangrande pronto a intervenire. Ricco Bono cerca di scucchiaiare, poi Di Paola per Giangrande. Presti Giacomo, anticipato di Girolamo, alza per Ricco, poi testa poi di Paola, rimane sempre in zona offensiva la Veco, poi Ferrara si accontenta di una rimessa. Buona gara del numero 29 che è entrato in campo quasi in punta di piedi, però una buona prestazione anche a cospetto chiaramente della giovane età. Buon ingresso per quest'oggi. Presti Giacomo, Billitteri. Le finte, lo salta, ma non è di Girolamo. Di Girolamo in mezzo a due, poi viene fermato da Giangrande. Presti Giacomo. Giangrande cerca forse un tocco sui compagni, adesso c'è anche un pizzico di stanchezza, minuto 58 e 30 secondi, manca veramente pochissimo al termine di questa partita. Presti Giacomo, il lancio, Ricco Bono con il petto, chiude tutto, poi guarda la porta, poi apparecchia su Ganci, cerca con la punta una conclusione, viene fermato da Giangrande, poi due volte e lo stesso difensore trova anche l'ultimo tocco del calciatore in calzettoni gialli. Sarà dunque rimessa laterale, soltanto un giro dell'orologio separa il triplice fischio dalla vittoria chiaramente dello Iatto, risultato di 11-4, un dominio dei padroni di casa, una gara che però ha visto la Veco iniziare anche molto bene con il pareggio di Filippo, poi però qualcosa non ha più funzionato, anche complice un calo della stanchezza. E lì poi lo Iatto chiaramente ha preso il largo. Presti Giacomo. Giangrande. Billitteri. Di Girolamo. Poi lotta con il suo avversario, ma la palla non arriva. Poi Ricco Bono cerca di chiudere la porta. Mancano 10 secondi, vediamo se ci sarà qualcosa da recuperare, però potrebbe forse anche fischiare subito Cottone, che mette la palla fuori. Però non si capito per quale motivo, forse poi Ganci prende Cottone ed è anche giallo per il 5. Che si prende un cartellino giallo qui.
Ferrara, pressione di Billitteri, poi Maggio, Ricco Bono, pressione, Billitteri, cerca Di Paola, adesso addomestica la giocata, Billitteri, Gian Grande, Di Paola, adesso non vogliono affondare il tackle, Prestigiacomo, Di Paola. E poi con questa azione termina la partita, la magia anche di Prestigiacomo che si può vedere come si alza la sfera, poi direttamente la fascia da capitano con Gian Grande che la indica verso la telecamera, vince quindi lo Iato con un risultato di 11-4, una gara dominata per grandi tratti della partita, quasi interamente da parte della squadra di casa che quindi vince in casa, vince dopo la sconfitta interna contro il Figarazzi con il risultato di 11-4, sale quindi a quota 22 in classifica, rimane invece a quota 11 la Vecco. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia in questa partita. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio e alla prossima.